Allora, buongiorno e benvenuti a tutti i presenti oggi qui presso la sala delle conferenze stampa, presso il Consiglio regionale del Veneto. Desidero innanzitutto ovviamente esprimere un sincero ringraziamento alla struttura regionale che ci supporta e ovviamente al Presidente del Consiglio regionale, appunto del Consiglio, Roberto Ciambetti, che purtroppo per un imprevisto dell'ultimo minuto non riesce ad essere qui presente con noi. Ma lo ringrazio per la sensibilità e per aver accolto questa, diciamo così, nostra richiesta e appunto la sua disponibilità. Dopotutto siamo nella Casa di Veneti e dunque è giusto e doveroso che anche le associazioni che ne fanno parte, insomma, ne siano parte partecipi, diciamo così, in questo contesto. E abbia appunto accolto la richiesta di organizzare questa conferenza stampa proprio appunto con UNCI, Unione Nazionale Cavalieri d'Italia del Veneto. L'UNCI infatti rappresenta una realtà associativa di grande valore che da oltre 45 anni opera con costanza e dedizione nel nostro Paese, distinguendosi per il suo impegno in molteplici ambiti, dalla diffusione della cultura alla promozione del volontariato, dal sostegno alla solidarietà alla valorizzazione delle eccellenze locali. In questi decenni l'associazione ha saputo farsi riconoscere sul territorio per l'organizzazione di eventi che non solo offrono occasioni di crescita culturale e sociale, ma anche contribuisce concretamente a migliorare la vita delle persone. Attraverso iniziative pubbliche, l'UNCI ha più volte dato risalto a enti, istituzioni e realtà associative che sono distinte per il loro impegno, la loro generosità e la capacità di donarsi agli altri. Numerose sono state infatti le azioni di solidarietà concreta promosse dall'associazione, dalle donazioni dirette e indirette, agli aiuti rivolti a chi si trova in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale, fino alla realizzazione di attività specificatamente rivolte a favorire inclusione e coesione. In questo modo l'UNCI non solo persegue la propria finalità istituzionale, ma contribuisce in maniera significativa alla costruzione di una rete sociale, solidale e partecipata. Non va dimenticato inoltre il valore dell'associazione che attribuisce al dialogo e al confronto attraverso studi, convegni, momenti di riflessione e incontri tra i soci. L'UNCI favorisce la crescita personale e collettiva creando occasioni preziose di conoscenza reciproca e di condivisione. Queste attività rafforzano il senso di appartenenza e al tempo stesso promuovono la valorizzazione dei territori locali che rappresentano un cuore pulsante della nostra comunità. L'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia dunque è oggi più che mai un punto di riferimento consolidato, una realtà viva, radicata e funzionale, capace di unire persone e istituzioni intorno a valori di condivisione, di solidarietà, responsabilità civica e servizio alla collettività. Ed è per questo che appena con Giorgio, diciamo così, che collaboriamo un po' su alcuni ambiti culturali, insomma, della venezialità che lui porta avanti, ho sposato subito anche la volontà di poter portare appunto nella Casa di Veneti l'associazione appunto dell'UNCI e dunque è un piacere, un onore potervi ospitare, ma soprattutto portarvi qui e farvi partecipe come realtà istituzionale importante all'interno di questa struttura. Dunque io vi ringrazio della vostra partecipazione e ovviamente chiamo il Presidente, l'ufficiale Francesco Cesca, a venire appunto sul palco. Grazie. Grazie per tutte le parole. Ha detto tutto o quasi tutto il consigliere amico Dolfin e grazie perché è un'occasione per far conoscere alla Regione, agli amici, chi è l'UNCI. Abbiamo appunto festeggiato a giugno i 45 anni della fondazione dell'associazione. Noi siamo come sezione provinciale, siamo attivi da 33-34 anni e come ha detto il consigliere ci siamo sempre attivati in tutti questi anni in quello che aveva detto
all'atto della Costituzione era scritto come UNCI, cioè assistenza, beneficenza, aiuto ai bisognosi. E in tutti questi 32-33 anni di attività, con il premio Bontà, UNCI Città di Venezia, abbiamo sovvenzionato, diciamo, diverse istituzioni, associazioni, persone nell'ambito della ricerca medica, e questo ha portato a far conoscere nel territorio, nella provincia e anche un po' fuori provincia, le nostre attività. Questo grazie, cioè non è un merito mio personale, ma è un merito del consiglio direttivo e di quei soci che con il loro aiuto mi danno la possibilità di portare a termine tutte le attività previste. Organizzare, e mi dispiace, ma devo fare i nomi del Consiglio. Abbiamo il segretario Commendator Bartolini, l'amministratore Cavalier Valconi, Commendator Leone consigliere l'ufficiale Penzo e alcuni soci, il nostro delegato mandamentale Commendator Buoso e l'amico Cavaliere Rizzetto, che sono molto molto attivi e danno una mano tangibile alla nostra associazione, e li ringrazio di cuore, perché senza il loro aiuto non si potrebbero fare tante cose, perché siamo anche attivi nel volontariato e ultimamente con l'iscrizione a RUNZ abbiamo la possibilità di fare assistenti di sala alla Fondazione Querini, e durante la settimana facciamo alcuni turni e ci sono anche dei volontari qui nuovi iscritti, e quindi ringrazio anche queste persone che danno visibilità all'UNCI e ci danno la possibilità di farci conoscere. Adesso avremo prossimamente l'8 dicembre ancora un premio Bontà. L'anno scorso l'ultimo premio Bontà lo abbiamo dato alla NAUMAC, che è l'associazione che cura i bambini orfani bisognosi dei carabinieri. Quest'anno lo daremo a un'altra forza di polizia, lo possiamo già dire, a una fondazione assistenza ai ragazzi della Polizia di Stato. Cerchiamo sempre ogni anno di fare qualcosa, naturalmente i fondi sono quelli che sono, però con l'aiuto dei soci, con l'aiuto di tutti, riusciamo a portare avanti con entusiasmo le nostre attività e spero di portarle avanti ancora per tanti anni. Grazie a tutti voi e grazie anche per essere venuti oggi qui in questa occasione. Grazie ancora. Allora, ne approfitto anche per appunto invitare il segretario, il commendator Rolando Bartolini, magari se vuole portare anche lui i suoi saluti, siamo qua, ci mancherebbe altro, insomma, abbiamo solo che il piacere. E ne approfitto anche per ricordare a tutti che siamo in diretta nelle varie piattaforme social, dunque salutiamo anche gli amici da casa, insomma, che sono collegati, in cui giornalisti e quant'altro che ne approfittano, diciamo così, di questi collegamenti. Grazie. Grazie a tutti quanti. Io sono segretario provinciale dell'UNCI da 25 anni, quindi ho visto tutta l'evoluzione che ha avuto la nostra associazione, non dico dall'inizio perché non arrivo a tanto, ma per 25 anni. E vi posso garantire che ogni anno noi abbiamo fatto delle cose veramente encomiabili. Abbiamo premiato enti benefici, associazioni benefiche
mediche, forze dell'ordine, veramente con grande soddisfazione. Questo sempre sotto la guida di presidenti che si sono dedicati assiduamente alle attività dell'associazione. Voglio ricordare qui il Cavaliere di Gran Croce Roberto Scarpa e non ultimo e incommiabile il nostro presidente, l'ufficiale Francesco Cesca. Grazie e buona giornata a tutti. Se qualche altro consigliere, insomma qualcun altro vuole portare un saluto, siamo ben lieti di ospitarlo. Dunque, insomma, se qualcuno, nessunissimo problema, ci fa solo che piacere. Allora, buongiorno a tutti. Intanto sono, come dire, contento, felice di trovarmi in questo luogo, di essere tra l'altro, mi sento a casa e vi spiego il perché. Perché oltre alla grande famiglia dell'Unci, che ormai non ha bisogno di presentazioni, mi ritrovo anche con, come dire, dottori che lavorano in questa sede e consiglieri che sono dei miei compaesani, per cui io praticamente ho fatto le scale e sono uscito di casa. Non serve che elogi l'Unci perché è stata già presentata benissimo, ma mi sento di fare un applauso alla dirigenza passata e alla dirigenza attuale, perché veramente si danno da fare. Tante cose fatte non vengono dette e non vengono viste, e in realtà hanno un valore importante. E quindi, avendo già ascoltato il mio presidente, il mio segretario e avendo nominato già tutti, mi sento solo di ringraziarvi e di salutare tutti. Grazie mille. Sì? Ah no, giusto, vabbè, scusate, non sono abituato a giocare. La mia unica esperienza con i microfoni è stata in giovane età perché facevo lo speaker radiofonico, ma non avevo bisogno di presentarmi perché era sempre lo stesso orario, sempre la stessa cosa, per cui mi sembrava che fosse già... Comunque, buongiorno, mi chiamo Alessandro Penzo e all'interno dell'associazione sono consigliere provinciale e cancelliere nazionale, quindi sono uno di quelli che quando può si dà da fare. Grazie mille e buona giornata. Se qualcun altro vuole portare appunto il suo contributo, ben lieti, oppure chiamerei anche l'amico Giorgio Borto, insomma, anche perché è stato anche lui un po' un promotore di questa iniziativa, ci fa piacere anche il suo contributo. Grazie. Buongiorno a tutti, sono lo scultore Giorgio Bortoli, per me è sempre un onore essere qui in Consiglio regionale e grazie all'amico consigliere Dolfin che ci ospita. Io ho suggerito che l'Unci provinciale avesse anche un attimo di ribalta per tutto quello che fa. Insomma, io sono parecchi anni che sono iscritto, credo di aver superato i 25, sono stato uno dei più giovani anche a essere stato fatto appunto di essere Cavaliere d'Italia, e non posso non ricordare Scarpa, e c'è anche la moglie che ovviamente fortemente mi ha voluto dentro l'associazione, e abbiamo fatto tante cose, tante. Una delle ultime importanti, alla Mostra del Cinema abbiamo portato la problematica, grazie appunto all'Unci, della violenza di genere, violenza femminile, con quell'opera Stop Brutality. Quella Scarpa che il consigliere si ricorda benissimo, anch'io mi sento a casa perché a Chioggia, devo dire, abbiamo fatto diverse cose, no? Tra cui anche la Scarpa Gigante, che poi l'abbiamo riportata al Lido, in questo contesto dell'ultima Mostra del Cinema, Stop Brutality appunto, e quindi l'Unci meritava di essere qui, nella sede regionale,
per tutto quello che ha fatto e farà sicuramente. Ecco, quindi io devo ringraziare tutto il direttivo, il presidente, il segretario, i soci, tutti, e dobbiamo andare avanti, insomma, compatti. Ci sono nuove iscrizioni di giovani, per fortuna, ho sentito in questi giorni, perché ci vuole anche un ricambio generazionale, anch'io non sono più tanto giovane. Per quello che concerne la parte mia, artistica e culturale, con l'UNCI cerco di fare squadra e di portare avanti il messaggio che deve andare per tutta la regione e anche oltre. Ringrazio il consigliere Dolfin per l'accoglienza e ci sarà, credo, una sorpresa che io non voglio svelare. E grazie a tutti, grazie a tutti. Prego, prego. Sì, mi sono dimenticato prima di ringraziare Bortoli, ma Bortoli è stato il fautore, quello che ha fatto dedicato il primo monumento al Cavaliere della Repubblica, il primo Cavaliere, a Favaro, Veneto. E nel piazzale Cavalieri della Repubblica d'Italia, a Favaro, Veneto, c'è il nostro monumento dal 2009. Quindi grazie sempre a Bortoli che ha fatto questo monumento. Grazie. E allora, proprio per riconoscimento nei confronti appunto dell'associazione UNCI, abbiamo pensato anche come Consiglio regionale di avere un attimo un momento di riconoscimento attraverso la consegna di una targa che vogliamo al Presidente dell'associazione donare. Grazie, veramente sono emozionatissimo perché un riconoscimento così è orgoglio per tutta l'associazione e questo riconoscimento lo mostrerò anche al Presidente nazionale, al Consiglio direttivo nazionale, perché è un onore ricevere questa targa. Grazie, grazie a tutti voi e soprattutto grazie perché questa l'ho ricevuta, l'abbiamo ricevuta grazie a tutti voi, altrimenti non si potrebbe far nulla. Grazie.